Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete io sono sempre stato, una mente aperta su tutto, quindi qualche volta che trovo anche qualche notizia che forse a qualcuno non piace, io comunque la dico, quindi indipendentemente da ciò che viene detto, ma io in effetti il mio compito è di portare notizie. In effetti, un gruppo di esperti dice che la Bibbia non è nient'altro che il più grande racconto, in effetti, dell'invasione aliena sulla Terra. In effetti non lo reputa questo gruppo di scienziati, non Biglino. Biglino, anche lui ha detto la stessa cosa, però questo gruppo di scienziati, che poi in mezzo a questi scienziati ci sono pure dei teologi, affermano che questo libro in effetti è come se raccontasse, l'invasione aliena al principio, sulla Terra. In effetti si dice di antico, ma forse di antico non ci sta nulla. In effetti già i Maya erano un popolo avanzatissimo, conoscenza medica a livello davvero pazzesco. Pensate che con dei succhi delle radici curavano le fratture in pochi giorni. Pensate un po', qua si parla dei Maya, pensate milioni di anni fa, anzi quanti anni fa. In India, ad esempio, si facevano le anestesie solo con gli aghi, quando poi l'anestesia è una cosa recente, ragazzi. E diciamo che sapevano lo spazio, le stelle in modo perfettissimo, quindi non avevano nessun mezzo per fare osservazioni, nulla di tutto ciò. Poi pensate alle piramidi che sono in congiunzione con pianeti, stelle, costellazioni, quindi come mai dei popoli così ignoranti, ciao Trend, potevano sapere così tanto? Quindi in effetti un po' ti viene da pensare. Poi diciamo che in effetti già gli dei dell'India, della Sumeria, della Cina sono tutti uomini che dicono che vengono dalle stelle. Voi in tutti i libri, di religione, sia induisti, sia tutte le religioni del mondo, in effetti tutti i loro libri, come la nostra Bibbia, in effetti parlano sempre di uomini venuti dalle stelle. Quindi, a parte la Bibbia, poi ci sta i testamenti, quelli degli indiani, tutti quanti parlano sempre di uomini venuti dalle stelle. Quindi, a parte la religione cattolica che ne parla nell'inizio di questi Elohim, ma poi anche nelle altre religioni sempre si parla di uomini venuti dalle stelle. Quindi, ciao Jasmine, indipendentemente dal ragionamento delle religioni, non è una cosa cattolica oppure una cosa testimone di Geova oppure Islam, buddismo, induismo, no. In effetti in tutte le opere religiose di vari personaggi ci sono sempre uomini venuti dalle stelle. Quindi in effetti la Bibbia che cosa dice in effetti? Che lo Yahweh biblico era un dio. Il serpente era lo stesso un altro dio. In effetti, ciao Giacomo, in effetti si pensa che tutto questo gruppo di alieni che è arrivato sulla Terra si è divisa la Terra, dicono. Quindi in effetti il nostro Dio, che è Yahweh, era uno dei tanti alieni venuti dallo spazio. Si sono divisi le terre, hanno fatto poi le guerre, hanno fatto un casino fra di loro, però si sono divisi, tu ti prendi qua, io mi prendo qua e si sono presi un po' tutti. Diciamo che poi, essendo che non volevano lavorare, dicono gli scienziati, quindi questo è stato preso un po' da tutti i testi, religiosi. Allora, guarda, la Bibbia in effetti, mo ti dico io, a quanto risale in effetti la prima Bibbia, in effetti nel 1018 d.C. Quindi in effetti, eccolo qua, l'ho trovato perché la traduzione ragazzi è un po' tosta, però l'ho scritto che fa, allora, le Bibbie che abbiamo in casa sono redatte
sulla base del codice di Leningrado. Il codice, diciamo, è accettato con la divisione in parole e vocalizzazione fatta dai Masoreti tra il VI e l'XI secolo d.C. Lo scritto che si possiede risale al 1008 d.C., ragazzi. Quindi questo è il testo che afferma la Bibbia ufficiale. Quindi la Bibbia che noi abbiamo in casa in realtà è stata, diciamo, fatta, scritta da, diciamo, pergamene che risalgono al 1008 d.C. Quindi altro che Antico Testamento, qua di antico non ci sta quasi nulla, quindi sì, ma sicuramente guarda quella allora Alessandra, sicuramente la Bibbia che abbiamo noi non è quella da originale, partiamo da questo, io l'ho sempre detto. Però la Bibbia, quella che abbiamo adesso, parla proprio di queste invasioni. Quindi in effetti è così, ragazzi. Mo' a parte diciamo che uno crede in Dio, in Gesù e tutto, questo ci sta. Però lì in effetti, allora ecco qua, perché qua lo dicono anche loro, si tratta di un tema molto complesso a cui non a caso il Dio alieno della Bibbia. Per inciso preciso che l'ebraico Gan corrisponde al sumero accadico Arcashag, che significa luogo recintato e protetto, posto in alto, che in lingua iranica, ragazzi, ha ripreso il concetto di paradaisea, da cui deriva il greco paradisos, di cui fa seguito paradisum, latino, e infine il paradiso. Ecco come è composta la lettera del paradiso. Quindi siamo partiti dall'ebraico con la parola Gan, poi col sumero Kashadak, che significa luogo recintato e protetto e posto in alto, poi in lingua iranica, che è ripreso col termine parinadaesa, da cui deriva il greco paradeisos, a cui fa seguito paradisum, latino, ed esce la lingua paradiso. Quindi pensate un poco, vedete il significato di paradiso da dove deriva, in effetti, dal gang. Allora, non metto in dubbio che Biglino possa dire delle frottole, no, qualcosa di vero lo dice Biglino. Allora, in effetti, i due Elohim che sono arrivati qua sulla terra, a parte gli atti, erano Enki ed Enil. Quindi Enki era il male, in effetti, come lui è, in effetti lo fanno diventare come Satan poi dopo. Sì, Antioca, Pinna, sono state cambiate, purtroppo questa che abbiamo a casa, io sono convintissimo che è un libro che non ha a che fare nulla con Dio, guarda, sinceramente forse Biglino ha ragione, ma sicuramente qui la Bibbia non è la Bibbia, questo voglio far capire, che forse la Bibbia che abbiamo in casa, ragazzi, non sono i veri scritti di Dio e di Gesù. Questo qua, secondo me, è un racconto della Bibbia che è stato fatto poi nel 1800 d.C. Quindi può essere che l'avevano fatto veramente gli alieni che erano sbarcati qua. Ma la creazione forse è stata fatta da un'altra parte e quindi non abbiamo la Bibbia originale. Quindi secondo me è questo in effetti. Ecco qua, la Bibbia presenta vicende storiche introdotta dai Masoreti. In questa ottica il sumero Enlil finisce per essere apparentemente il Dio Supremo, identificato con Yahweh, che decide per il bene delle creature, quali invece disobbediscono tentate dalla controparte, che sarebbe Enki. Quindi in effetti erano due Elohim, uno si chiamava Enil e un altro Enki. Enil è quello che viene identificato con Yahweh, invece quell'altro là, Enki, è come
diciamo avversario, quindi Satan, ragazzi, non significa Satana. La parola Satan significa avversario, quindi la parola potrebbe significare anche io oggi ho combattuto contro Satan. Posso dire io ho combattuto contro un avversario. La parola Satan non è significato di Satana. Satan significa in ebraico, in aramaico, in copto, come volete dirla voi la lingua, significa avversario. Quindi quando viene scritto nella Bibbia in aramaico, in copto e in sumero, Satan, la parola Satan significa avversario. Non significa male, non significa Satana, non significa angelo del male. Quindi non è questo. Se andate a scavare nella lingua ebraica, scrivete, provate a scrivere Satan in lingua ebraica e vedete che esce. Sono andato io a vedere, è avversario, non è come diciamo Satana, signore delle tenebre oppure altro, quindi non dice così. Quindi diciamo che ragazzi, in effetti, secondo sempre nella Bibbia dicono poi, è, è il russo ragazzi, vengono citati i giganti o i figli di Anak, quindi gli Anunnaki e l'Elohim, quindi sono una stirpe con qualche mutazione genetica, pensano. Quindi in effetti gli uomini sulla Terra dicono esistevano, ma erano primitivi. E quindi questi qua forse erano quelli creati dal vero Dio che sappiamo noi. Poi che cosa hanno fatto questi alieni venuti dallo spazio? Siccome non piaceva a nessuno di loro, come a tutti nel mondo poi, non piace lavorare, zappare la terra, perché giustamente una volta che sono arrivati qua pure dovevano mangiare, vivere. Che hanno fatto? Hanno preso gli uomini primitivi e li hanno inserito un po' di DNA a loro e ci hanno fatto tipo degli schiavi a noi. E quindi diciamo che gli uomini primitivi hanno lavorato per loro. Quindi poi dopo l'hanno fatto riprodurre e quindi è cominciato loro comandavano a questo esercito che poi si è formato in effetti. Anche perché questi Elohim si dice non siano, si dice che non vivevano in eterno, avevano una lunga vita, però morivano anche loro. Quindi, vedete, non sono immortali questi alieni, in effetti. Quindi vivevano 1000 anni, 1100, 1200 anni, ma alla fine pure morivano. Avevano una lunga vita rispetto a un essere umano, però alla fine pure loro andavano via. Quindi, in effetti, è così. Quindi questi qua si presume che sono venuti sulla Terra e se la suddivisa. Siccome non avevano voglia di fare nulla, come dicono questi scienziati, hanno preso gli uomini primitivi che già esistevano sulla Terra e questi saranno quelli che Dio ha creato. L'hanno innestato il DNA, modificato geneticamente il DNA e hanno fatto una razza per loro, così che potevano lavorare la terra, lavorare tutto a posto loro. Quindi in effetti la storia sumero-ebraica accadica è così. Questo è riportato in tutti i dizionari ebraici, sumeri, accadici, indiani, ragazzi, sta da tutte le religioni. Voi andate a controllare tutti i libri religiosi, quindi Bibbia, il libro ebraico, sumero, in tutti i dizionari, andate a controllare. Ci sono sempre le parole esseri venuti dalle stelle, uomini venuti dalle stelle, in ogni libro di religione, indipendentemente da che religione è, ragazzi, c'è sempre qualche cosa che indica uomini venuti dalle stelle. Quindi non è che l'ho detto io, qua sta scritto in tutti i libri di religione. Quindi non è un problema della Chiesa Cattolica, è un problema di tutte le religioni, ragazzi. Quindi non è un problema nostro. Pure nell'induismo ci stanno un sacco di parole che indicano essere venuti dalle stelle che hanno aiutato gli uomini. Quindi in effetti in tutti i libri sacri di ogni religione c'è sempre la scritta esseri venuti dagli stelle, in effetti, uomini venuti dalle stelle, ma più o meno l'ebraico è quello là, in effetti.
In effetti quello che preoccupa questi scienziati è sapere come mai la Bibbia nostra risale al 1800 d.C. In effetti sono i quattro Vangeli che sono stati riuniti, sono stati trovati, no trovati, sono stati incominciati a scrivere nel 1800 d.C., quindi hanno una datazione un po' troppo avanti, no? Quindi in effetti si ritiene che forse questa non è la vera Bibbia che forse Dio ci ha lasciato sulla terra. Può darsi pure che questo è un libro che non ha nulla a che vedere con Gesù, con Dio. Forse ci hanno messo qualche pezzettino, ma poi tutta l'intera narrazione è tutta una cosa presa da qualche altra parte. Quindi è questo il problema. In effetti sarà così, ragazzi, perché ci stanno tante cose che non tornano, quindi sì, Jasmine, tutte le religioni, ma indipendente dalla nostra, quindi dice la tradizione teologica li ha trasformati in creature angeliche, ma non vi è alcun dubbio che nella Bibbia sono individui in carne e ossa che mangiavano, bevevano, dormivano, camminavano e si sporcavano. Quindi diciamo che questi Elohim o angeli, come molte persone dicono, quelli erano angeli. No, dice qua, attenzione, questi erano come noi, mangiavano, si sporcavano, dovevano lavarsi, non erano tipo esseri di luce che non avevano bisogno, no, questi che sono venuti qua avevano i bisogni come li abbiamo oggi noi, quindi anche se erano alieni, anche se venivano dalle altre parti, ma avevano bisogno di mangiare, di lavarsi, di fare tutto, quindi anche qualcuno ha detto Elohim significa angelo oppure Dio, no? Perché anche Dio in effetti se Yahweh si lavava, dormiva come noi, quindi in effetti forse il libro che hanno sbagliato, forse qualcuno l'ha fatto intenzionalmente in effetti, quindi se leggete bene. Allora, Alessandra, l'unica soluzione è questa, che questa qui che abbiamo a casa non è la Bibbia reale. Io ti voglio pure dare ragione perché io te l'ho detto, io sono mente aperta, però dobbiamo avvedere. Sì, sì, la vado a vedere, non è un problema, però io ti sto dicendo questi scienziati russi cosa hanno detto, quindi questa è una notizia, ragazzi, io non dico che sia vera, però loro sostengono questa tesi, quindi io non dico che è vera sta tesi, però in effetti il fatto che ci sta scritto in tutte le religioni essere venuti dal cielo, questo lo so, è vero perché l'ho visto pure io, sono andato a vedere nelle Bibbie di altre religioni online ed è vero che sta scritto sempre essere venuti dal cielo, quindi su questo loro hanno ragione. Io non posso dire non hanno ragione questi purtroppo su questo lato perlomeno che tutte le Bibbie del mondo di varie religioni, quindi non della nostra ragazzi, ma di tutte le religioni ufficiali al mondo parlano di essere venuti dal cielo, quindi su questo perlomeno ci troviamo tutti. Che poi questo non sia la vera Bibbia, ce ne passa, questo è un altro discorso. Come pure a volte qualcuno ha attaccato Mauro Biglino, anche io l'ho attaccato a Mauro Biglino, però Mauro Biglino forse a volte ha pure ragione, sai perché? Lui dice io non dico che Dio non esiste, io sto dicendo che questo libro non parla di Dio. Capisci? Non è che Biglino condanna Dio oppure Gesù. Biglino dice io non dico che non esiste, ma io dico che in questo libro non si parla di Dio, si parla di certi individui venuti dalle stelle, si sono combattuti, hanno scritto in modo sbagliato Gun come paradiso e tutte queste cose qua. Quindi diciamo che ecco qua, come ho detto io, perché questo è russo, ragazzi, quindi mi fa la traduzione un po' alla volta. La Bibbia dice che Dio, Elohim, muore come tutti gli altri uomini, nonostante abbia una vita molto più lunga della nostra. Ah, ecco qua, io non sono molto praticante, qui il Salmo 82, quindi lo conoscete, chi non lo so, io non lo so. È chiaro che in questo senso gli Elohim muoiono
come tutti gli Adam, cioè come ognuno di noi. La dottrina tradizionale non può ovviamente accettare questa affermazione, per cui sostiene che nel Salmo 82 il termine Elohim stranamente non significa più Dio ma giudici. Quindi vedete ragazzi, poi a termine la parola Elohim prima hanno detto che si chiamava Dio, poi stranamente nel Salmo 82 Elohim dicono giudici. Ma non si mette in dubbio Fabiola, ma non so come si dice. Però vedi che nella Bibbia che hanno scritto gli uomini, sicuramente perché questo l'hanno scritto gli uomini, ci sono proprio degli errori in effetti. Per quanto, senti qua, per quanto la seconda parte della domanda, dicono questi scienziati, direi che tutto l'Antico Testamento lo è. Dio non è presente in quel libro. Poi sentite qua, la studiosa ebrea Lia Bat Adam scrive che la Bibbia non è un libro che si occupa di religione, ma un testo di storia che riporta solo fatti umani e che Yahweh non si presenta come il creatore dell'universo, ma unicamente come liberatore, vindice, condottiero e sponsor di un popolo. Quindi andate a trovare questa signora, si chiama Lia Bat Adam, come dico io, Lia Bat Adam. Solo dovete fare un po' di traduzione poi, perché giustamente sarà in ebraico, ve lo dico in partenza, quindi trovate questa signora Lia Bat Adam. È una studiosa ebrea, quindi si occupa di antiche lingue. Sì, ma non si mette in dubbio. Quando la signora dice che l'Antico Testamento. Ciao Amelia, buon pomeriggio. Sto vedendo ragazzi un attimo solo che qua è tutto diciamo in russo e quindi in effetti è il casino proprio. Comunque a finale ragazzi, se voi provate, dicono loro, provate a leggere la Bibbia in modo normale, senza pensare che ci sia Dio. Quindi leggetela come leggete un libro, normale. Quindi non cercate di voi di cambiare oppure di dire, diciamo, di interpretarla a modo vostro. Perché la Bibbia, come ben sapete, ragazzi, ognuno la interpreta poi come la legge. Allora è capace che una parola che è gang, che significa poi al finale una cosa, poi al finale diventa paradiso per voi. Quindi in effetti si deve leggere come se voi fate una cosa, se avete la Bibbia online, fate copia e incolla e traducete. Allora, allora Caterina, qua non si parla di mettere in dubbio che esiste Dio e Gesù, qua si parla di un libro che purtroppo è la Bibbia, che parla di essere venuti dalle stelle, non lo dico io, l'hanno scritto loro, l'hanno scritto gli uomini, questo è sicuro, non l'ha scritto Dio questo libro che abbiamo in casa, quindi partiamo che secondo me, io l'ho sempre detto, che questa forse non è, sì sì, questa è, ma allora io perciò dico che il quinto Vangelo è valido. In effetti che cosa disse San Tommaso? Detto di Dimo, il regno di Dio è dentro di te, è tutto intorno a te, non in tempi di pietra o di legno. Solleva una pietra, io ci sarò, spezza un pezzo di legno e mi troverai. Quindi anche questo Vangelo che è stato dichiarato apocrifo diceva la stessa cosa, che Dio è dappertutto, quindi non nel libro che abbiamo davanti o che abbiamo nel cassetto a casa, quindi non è che sta Dio lì.
In effetti questo libro può averlo scritto chiunque, in effetti, perché non c'è una datazione storica perfetta. Questo risale, questa Bibbia che abbiamo in tutte le case, addirittura a dei testi e dei Vangeli del 1800 d.C. Quindi diciamo che secondo me questo libro che noi chiamiamo Bibbia, che sta in tutte le chiese, ragazzi, non è la vera Bibbia che Dio diede a Mosè. In effetti i sette comandamenti, tutte le istruzioni, non sono i Vangeli fatti dagli apostoli, non è, diciamo, secondo me, è stato fatto da qualcuno che voleva avere potere, come la Chiesa. In effetti la Chiesa avrà fatto a modo suo. Ma non si mette in dubbio, Rosa, il problema qua non è credere a Dio o a Gesù, il problema è il libro, che il libro, se facciamo la traduzione vera del libro, non esce Dio qua, questo è il problema. Non è il problema di Dio se esiste o non esiste, che io so che esiste Dio e Gesù. Il problema è questo libro qua. Anche Biglino, ragazzi, che tutti quanti hanno attaccato, in effetti non dice che lui non crede in Dio. Lui dice semplicemente che in questo libro non ci sta scritto nulla, c'è una guerra fra esseri venuti dal cielo che si sono divisi un po' di territorio. Questo dice Biglino, ma Biglino non ha mai messo in dubbio l'esistenza di Dio. Però dice qua non ci sta scritto. Questo è quello che lui dice, non è che lui dice no, non esiste Dio. Partiamo da questo, io l'ho dato torto, pure io l'ho criticato di brutto sul suo canale, pure io in certe cose non mi trovo. Però lui al finale ti dice, io non dico che il tuo Dio non esiste, il tuo Gesù non esiste. Io dico semplicemente che qui non c'è scritto quello che voi dite. Poi ragazzi, come sapete, io lo so, io sono sempre stato dell'opinione che la Chiesa. Ma Alessandra, ma allora tu fai la traduzione della Bibbia e vedi cosa c'è scritto. In effetti pure io l'ho fatta, in effetti traducendola non esce quello che la Chiesa ci ha detto a noi. Cioè loro fanno l'interpretazione delle parole, cioè capì? È come se un testo latino io dice una cosa e poi ai presenti gli dico un'altra cosa. Questo è il problema, è di chi la interpreta la Bibbia, di come la leggi. Allora, guarda Rosa, la Bibbia è ispirata da Dio e si sa, ma la Bibbia è già stata cambiata milioni di anni fa da gente, da persone come noi, quindi perlomeno se noi stiamo in errore non è per colpa nostra, ma è per colpa di persone che l'hanno cambiata, quindi come hai detto tu, guai a chi aggiunge o mette o toglie o aggiunge qualcosa sulla Bibbia. Ma ti posso assicurare che questo già è avvenuto milioni di anni fa, quindi non è che l'hanno cambiata adesso, perché guarda, Biglino non l'ha cambiata, ha solo fatto la traduzione, quindi non ha né aggiunto né tolto. In effetti chi l'ha tolto l'ha fatto milioni di anni fa, in effetti. Quindi la Bibbia non è stata cambiata oggi da Biglino o da qualcun altro come me o da questi scienziati che hanno fatto la traduzione insieme ai teologi, che poi qua ragazzi, qua si parla di teologi ebraici, qua non parliamo di, qua parliamo di gente veramente con gli attributi, qua parliamo di eh, teologi proprio ebraici. Sì, Rosa, ma qua si tratta proprio degli ebrei che l'hanno tradotta, non l'abbiamo, quindi un popolo proprio che la lingua è la loro. In effetti sono loro i più bravi a capire copto, in effetti il masoreto, tutte queste lingue che erano antichissime per noi. Quindi immagina che l'hanno detto teologi che sono ebrei, non è che l'hanno detto, a parte gli scienziati russi. Quindi loro hanno fatto un gruppo per studiare la Bibbia e vedere che cosa esce fuori. Quindi alla fine tutti quanti si sono ritrovati a dire sì, è così. Allora il problema iniziale è forse la Bibbia è stata cambiata milioni di anni fa.
perché in questo libro dicono ci sta qualcosa su Dio, in effetti, come diciamo, però ci sta un racconto dentro che non ha nulla a che fare con quest'altra cosa. Quindi, in effetti, è come se avrebbero mischiato le parole, ragazzi. Quindi, diciamo che hanno stravolto tutto. Secondo me, ragazzi, come ho detto io, ma a parte che io ho sempre condannato la Chiesa, da sempre, lo farò sempre fino alla fine dei tempi, perché la Chiesa, ragazzi, ha sempre mentito, ha sempre ucciso in nome di Dio. Basta pensare all'inquisizione delle streghe, 9 milioni di donne uccise, bambine uccise perché accusate di stregoneria. Le famose crociate, altre 5 milioni di uccisioni in nome di Dio. Chi non era cattolico moriva. Quindi ditemi voi, questa è la Chiesa di Dio? Io non credo, ragazzi. La domenica si siedono tutti a fare la Santa Messa a Roma, la fame nel mondo, i poveri, i bambini senza tetti, poi dopo la messa tutti si siedono, mangiano e bevono. E meno male che 5 minuti prima si parlava di fame nel mondo. Quindi immaginate una tavola piena di vescovi e arcivescovi, tutti belli seduti dopo aver celebrato la messa a Roma, diciamo nel Vaticano, che parlano di bambini che muoiono di fame, della fame nel mondo, di chi non può bere, dei bambini, dei poveri, e poi si siedono, mangiano e bevono e guadagnano un sacco di denaro, case gratuite, macchine di lusso, e voi mi dite che questa è la Chiesa di Dio? No, ragazzi, questa è la Chiesa di Satana, non è la Chiesa di Dio. Quindi in realtà se io dovrei dire che, ma io l'ho sempre detto, ho fatto un sacco di video che il Papa è un falso profeta, è quello che porterà l'anticristo qui sulla terra, io l'ho sempre detto. Quindi però la cosa che più mi fa rabbia a me è vedere tutte queste signore che vanno a chiesa, no? Io poi osservo, io sono un osservatore in effetti, no? Quindi diciamo che ognuno di noi, ragazzi, sa i peccati degli altri, parliamoci chiaro, no? Tutte queste signore, io faccio l'esempio del mio paese, no? Parliamoci chiaro, ragazzi, qui ognuno sa i fatti degli altri, perché purtroppo quando vivi in città oppure paesi, si sanno i fatti degli altri, quindi in effetti sai se la vicina tua tiene l'amante oppure no, oppure se il marito di lei tradisce la moglie e viceversa, no? Tutte le vedi che vanno a messa, tutti belli, ognuno che si riempie di corna e di tutto, tutti bestemmiatori, e poi li vedi tutti in chiesa a pregare Dio. Ma che ci vai a fare in chiesa? E così ce ne stanno a milioni. Io lo vedo nel mio piccolo paese, vedi, spacciatori, drogati, gente che uccide. Quindi in effetti che fanno? Vanno la domenica alla messa per prendere l'Eucaristia, ma per favore, ragazzi, ma scherziamo? Quindi tutti quanti a commettere adulterio, omicidi, di tutto e di più, poi la domenica vogliono prendere l'Eucaristia. Ma per favore, ragazzi, ma che scherziamo davvero? Fateci caso, i più boss potenti, mo guardiamo il Sud Italia, no? I più grandi, quelli che partecipavano alla domenica, alle messe, erano tutti gente che avevano un minimo 10-20 morti addosso. Poi, quando faceva la festa patronale, loro facevano da sponsor. Questa è un'offerta per la Chiesa e il prete poi prendeva i soldi da queste persone. Questi sono un po' di denaro per riparare la Chiesa, se ci potete assolvere. Ragazzi, ma scherziamo, ragazzi, sono cose che si sanno. Allora io dico che secondo me qua in chiesa dove abito io personalmente
secondo me ce ne stanno un centinaio che vanno, ma secondo me in realtà dovrebbero andare giusto 10 di loro, ma non di più. Gli altri 90 sono tutti peccatori, che non è che sono peccatori perché hanno fatto qualche cosa e va bene, ci può stare perché qua pecchiamo tutti, no. Loro lo fanno di continuo, quindi continuano a peccare, non è che si sono convertiti, hanno cambiato vita, quindi ci può anche stare che uno sbaglia, poi si mette sulla giusta via, è anche giusto. Qua si parla di gente che va in chiesa tutti i giorni oppure la domenica e comunque continua a fare la sua vita fuori dalle grazie di Dio, quindi a tradire la moglie oppure a tradire il marito, quindi a fare la vita di strada. Quindi ragazzi, è ridicolo, dai. Ho detto, secondo me nelle chiese dovrebbero andare 4 persone alla fine. Dai, ragazzi, quindi per me, diciamo, è tutto. Sì, lo so, Jasmine, che non è solo qua. Io ho fatto un esempio di qua da me, in effetti, però è in tutte le chiese, in effetti, è così. Tu vedi la moglie che tradisce il marito, che lo sa tutto il paese, tranne che il marito, e la vedi poi la sera che va in messa, tutte le sere a messa. È una cosa ridicola, guarda. Oppure il marito, o viceversa, oppure. Dai, sono cose ridicole, ragazzi. No, quindi di cosa vogliamo parlare? Della Chiesa così, dai. Poi il Papa la domenica, la fame, i fratelli hanno bisogno, i fratelli si muoiono di fame. Poi dopo la messa ti siedi e ti abbuffi solo tu, come diciamo qua a Napoli. Tassiette e mangi per tutti sti belli. Fateci caso, sono tutti belli ciotti ciotti, gli vescovi e arcivescovi. Tanto lì in mangiare non scarseggia, non è che stanno in Africa come quei poveri bambini che hanno bisogno, quindi fateci caso. Stanno tutti belli ciotti ciotti come me. Con tutti i soldi che ha il Vaticano, ragazzi, potrebbe dar da mangiare all'Africa per i prossimi 1000 anni e dar da mangiare a tutto il mondo per i prossimi 10.000. Tanto per fare un esempio. Pensate che il Vaticano, ragazzi, il 60%, e questo l'ho detto già, dell'oro mondiale è di proprietà del Vaticano. Il 50% di tutte le costruzioni nel mondo, quindi palazzi, uffici, chiese, monasteri, tutto quello che volete voi, scuole, università, è dello Stato Vaticano. E qua parliamo solo di una piccolissima cosa. Allora, attualmente il Vaticano è la potenza più forte degli Stati Uniti e di Putin, della Russia e del Giappone messi insieme. Hanno più soldi lo Stato Vaticano che le quattro potenze, diciamo, più forti al mondo. Facciamo Russia, oppure Stati Uniti, Giappone, Cina. Se le mettete insieme, il Vaticano non può fare paragone, il Vaticano è più forte economicamente perché c'ha troppo. E allora il discorso che io faccio, no? Perché non aiutano la gente, ragazzi? Perché non lo fanno? Perché parlano tanto di quest'Africa e non fanno nulla? Parlano delle persone senza tetti e perché non costruiscono case? Scusate, no, io faccio un esempio, io ci avrei 3, 10 mila miliardi di euro, no? E poi so che ogni giorno entrano tanti soldi così come ne escono, no? Che mi costerebbe fare, diciamo, case per i poveri, mandare il cibo in Africa, portare l'acqua in Africa, costruire delle abitazioni? Cosa mi costerebbe a me, in effetti, no? Vedete che cosa fa? Prendono solo, ragazzi, il 5% dal Vaticano, il 10% dal Vaticano, poi addirittura ci sta gente pazza, perché quelli sono pazzi per me, eh. Ci stanno delle signore oppure dei signori che muoiono, non hanno persone, diciamo, che possono rimanere i loro averi, e chi le prende, ragazzi? La Chiesa Vaticana. Quindi tutto quello che non viene in eredità lo prendi il Vaticano perché loro fanno la donazione al Vaticano. Quindi se domani muori e tu non hai eredi, i tuoi soldi se li prendi il Vaticano, la Chiesa Vaticana.
Pensate quanta gente muore che ha miliardi e va a finire lì. Poi non sei capace. Guarda, io sono andato una sola volta, Caterina, lì a Roma. Quando ho visto quella porta e quei candelabri appesi, con la guardia, quella là che ti guarda fisso fisso, ho detto, mamma mia, Egitto, questo è tutto oro. Questo se lo stacco, ho detto, sai quanta soldi ci sono qua? Un candelabro pieno, secondo me pesava, ma secondo me 6-7 kg, tutto oro massiccio. Ho detto, basta solo un pezzettino qua, solo un candelabro, mi sistemo la vita. Cioè, pensare che lì è pieno così. Cioè, dove stavano dentro, io sono entrato dentro, no? E guardavo tutti sti candelabri, grossi, grossi, ho detto, "Guarda". E li vedevo giallo, ho detto, ma che cos'è sta roba? Ho domandato alla guida turistica, ho detto, un attimo qua. Ho detto, ma questi candelabri sono falsi o sono veri? E quello mi risponde, no, no, questi sono oro 24 carati. Az. Significa se esco con un pezzo di quello da qua dentro, sto a posto la vita mia intera. Ma proprio dei candelabri, ragazzi, esagerati. Bastava staccarne uno, portarlo a casa, potevi vivere tranquillamente. Sì, vabbè, lo so, Alessà, però a loro entrano tanti soldi. Secondo me, ragazzi, se noi smontiamo il Vaticano pezzo per pezzo, secondo me risaniamo l'economia di tutto il mondo. Sono convinto, solo facendo il Vaticano, staccando i pezzi d'oro che ci stanno dentro. Secondo me risaniamo l'economia dell'Africa, di tutto il mondo insieme. Ripariamo tutti i guai del mondo, secondo me. Tutte quelle mattonelle, sai, quei dipinti che stanno sotto le cupole, tutto oro, eh. Là dove ti giri giri, ragazzi, è tutto oro. Figurarsi, questo è solo quello che si vede. Tutte quelle cappelle, perché poi ho fatto tutto il giro del Vaticano, in effetti, quindi si paga pure per entrare in certe parti, quindi addirittura si paga per entrare, per andare sopra a vedere la cappella, non mi ricordo quale, ho dovuto pagare. E lì ragazzi ci stanno milioni di persone che vanno e fanno offerte al giorno, milioni di persone che qualunque turista che arriva va là e mette 10 euro, 20 euro, 50 euro. E questo è solo quello che avviene quotidianamente. Io ho visto uno davanti a me che stava una cassettina delle offerte, ragazzi. Ti giuro, ho visto uno mettere 100 euro dentro come offerta. Poi un altro 50, uno 20, l'altro di 40. Allora io ho pensato una cosa, no, tutti questi soldi di queste persone in una giornata solo, anche perché dove stavano le offerte quella cassa era enorme, ragazzi, non era la cassa, diciamo, piccolina, ma era un cassone. Pazzesco, secondo me ho detto questo in una giornata, se apriamo sto coso, ho detto qua troviamo secondo me qualcosa come 100.000 euro, secondo me. Una cosa allucinante. Poi giustamente là vengono da tutto il mondo, chi buttava 100 euro, chi 50 euro, chi... Ma non si capiva nulla, ragazzi. Quindi ho detto, wow, questo è solo per le offerte così di quelli che vengono qua, tanto per venire. Poi immagina l'8 per 1000 che viene donato, immagina quello che proviene da tutte le case che hanno loro su tutto il mondo. Immagina tutto l'oro del mondo. Adesso è una cosa pazzesca. Io sono rimasto proprio attonito. Te l'ho detto, io ho detto, ho visto questo candelabro bello, ma tutto bello, tutto giallo. Ho detto, ma che è sto coso? Ho detto, ma io a me pensiero che era ora, la verità, pensavo che era dipinto giallo. Ho preso la guida che stava più avanti e ho domandato, scusa, ho una domanda. Ho detto, ma sta cosa, Git, ma che cos'è? Oro oppure è pittato così? Ho detto, è dipinto... Dice, no, ma che scherzi ha fatto quello? Questo è tutto oro 24 carati. E io so quante candelabri ho visto là, ma io ne avevo visto secondo me a centinaia, ragazzi. Ho detto, wow, un coso di questo peserà 6-7 kg. Ho detto, ti sistemi la vita con un candelabro della chiesa, in poche parole. No, è pazzesco, ragazzi, guardate. Quindi,
La gente va a chiesa, ma non sa dove va. Le vecchiette tutte convinte che vanno lì, trovano Dio, trovano Gesù, sì. Trovano proprio Dio alla chiesa, trovano. Guarda, ma quelle AMG, quello lo dico, no? Che proprio alla chiesa non trovano Dio, questa è la cosa. Cioè, se mi dici a me, AMG, mi dici Giuseppe, ho trovato Dio in strada, io ti credo. Ma se mi dici Giuseppe, ho trovato Dio nella chiesa, io ti dico AMG, ma fammi piacere. Per parte mia, nella chiesa tutto c'è tranne che Dio, ragazzi. Quindi, come ha detto prima la persona, è materialismo. Quindi lì è tutto una cosa per fare soldi. Quindi ditemi che volete voi, ma nella Chiesa, nel Vaticano, potete trovare tutto quello che volete, ma Dio no. Perciò il quinto Vangelo è stato dichiarato eretico. Ecco perché hanno detto, sì, là voglio di oro che ci sta, è un casino. Allora ragazzi, andate in Vaticano, girate intorno al Vaticano dentro, guardate tutti i candelabri, guardate tutte le piastrelle e guardate tutti, diciamo, dove tipo i lampadari, queste cose qua, sono tutti in oro. Oro puro, oro 24 carati. Figurati, secondo me io sono convintissimo che pure il bagno sarà d'oro, io sono convinto, guarda. Purtroppo il bagno non ci stava là, dentro lì, se no lo andavo a vedere. Ma è pazzesco, guarda. Quello che ho visto al Vaticano quel giorno sono rimasto scioccato, guarda. No, ma la cosa bella, no, è che poi parlavano, io ho sentito la messa, giustamente vai là che fai, non la senti? Quello parlava, i bambini nel mondo, ci sta gente che muore di fame, così, così. E io ascoltavo. Poi se ne sono andati tutti, è finita la messa, andati in pace, va bene, andati in pace. E stava la guida che stava intorno a noi, ho detto, ma mo questi qua dove vanno? Ognuno si ritira a casa propria. Sa, mi aspettavo che diceva no, quelli tornano a casa alle loro chiese perché stavano da tanti parti, arrivavano, quindi no, ha detto ora ci sta un salone grandissimo dove loro vanno a mangiare tutti quanti insieme. Ha detto ah, meno male che stava la fame nel mondo. E quindi io già mi immagino nella mente, no? Dopo che hanno fatto questa messa hanno detto quelli si muoiono di fame, si fame. E poi mi immagino il vescovo che sta bello pieno pieno col piatto avanti e mangia. Cioè questa è la scena che mi passa in testa, ti giuro. E questo prima dice la fame nel mondo e poi me lo immagino seduto a tavola pieno di tutte belle pietanze e si s'abbuff come diciamo qua si riempie come diciamo noi a Napoli, a Salerno, s'abbuff. Sì, sì, Jasmine è così, eh. Io immagino, ho come l'immaginetta in testa, guarda. È tipo come una barzelletta più o meno. Allora, MG, ti voglio dire, due preti sono stati qua. Il primo stava a Cappelle, quindi un paesino, ma 2 chilometri da qua. Il primo se n'è scappato con una donna del posto, una signora, molto più anziana di lui, e non si è trovato più il prete. Il secondo prete è arrivato ed era gay, eppure lui è scappato con un uomo del posto. Adesso ci sta un altro prete. Questo qua purtroppo, siccome le chiese adesso sono rimaste vuote, deve fare 3 messe. Deve fare la messa a Matierno, la messa a Cappelle e la messa un po' più su, in effetti un paese un po' più su di noi. Quindi questo prete si deve dividere per 3 chiese, perché preti non ce ne sono. Quindi sono scappati questi qua. Uno con una donna più anziana del posto e un altro con un ragazzo del posto, perché era gay. Quindi tanto per dirti, no? È rimasto un solo prete. Ha detto se scappa pure questo, buonanotte. La facciamo noi la messa la domenica qua.
Quindi ragazzi è davvero ridicolo, poi parlano della Chiesa di Dio. Jasmine, non è vero. Sì, guarda, è stato pazzesco. Qua c'è stato uno scandalo qua a Marieno per sti due preti, una cosa pazzesca. Che poi questo giovane prete non è che è scappato, sa, una bella ragazza, giovane, no. È scappato con una signora di 60 anni. Sì, ma sì, è MG, ma poi dopo questo qua è arrivato un altro prete e avevamo notato che questo qua non era, aveva tendenze omosessuali, vabbè, è un prete, non fa nulla, vabbè. Dopo un po' scompare pure lui con il ragazzo del posto di qua. E allora dai, vabbè, Anna Maria. Tanto per dirti, è pazzesco, Anna Maria. Che vogliamo dire più? Allora vedi che uno dice la Chiesa ci sta Dio, ci sta Dio, ma qua Dio ragazzi, ditemi che Dio l'avete incontrato per strada, qualche altra parte, ma non nella Chiesa. Vabbè ragazzi, vi saluto, vi vado a fare un caffettino, ci siamo divertiti noi, la Chiesa, che poi la verità non abbiamo detto bugie, per la verità, quindi non è che abbiamo detto qualcosa di non normale, credo, anzi abbiamo detto cose giuste quasi. Quindi tutti quanti tutti sono convinti che nella Chiesa ci sia Dio, ma questi non hanno capito che là tutto ci sta tranne che Dio. Poi ognuno ragazzi crede che vuole, quindi come si dice, ognuno è libero di credere a che vuole. Questo è il libero arbitrio. Vabbè, voglio, a parte il tramite libero arbitrio, ragazzi. Sì, sì, in effetti si dovrebbe battezzare quando uno è consapevole che ama Gesù e Dio. E in effetti un bambino a 5 mesi lui capisce che ama Dio e Gesù e quindi si battezza. Pensate un poco, il bambino di 5 mesi giustamente ha questo forte desiderio di unirsi a Dio e quindi... Ma scherziamo ragazzi? Già il battesimo non sbaglio battezzare i bambini. Devi prima credere per essere battezzato. Un bambino di 5 mesi a che crede? Non parla, lo devi pappare. Che crede? Secondo me l'età giusta per battezzare la gente è intorno ai 22-23 anni, quando diciamo un ragazzo o una ragazza incominciano a diventare adulti, ragazzi, giovani oppure signorine. Ma sui 30 anni, in effetti, come si è battezzato Pietro, in effetti, quindi in effetti sarebbe così. In età adulta devi essere consapevole di quello che stai facendo. Ma a 5 mesi, no, perché quella la mamma è cattolica e la scusa è buona quella del prete. Ah no, perché quello poi la mamma. Sì, sì, ma ti credo, Anna Maria. Solo che, vedi, ci sono cose che sono vere e cose che non sono vere. Quindi purtroppo è sempre così, ragazzi. La Chiesa è come l'Area 51 e la NASA messe insieme, sempre mistero nel mistero. Quindi tra Area 51, NASA e Chiesa non cambia nulla, ragazzi. Il concetto è sempre lo stesso: bugie, bugie, bugie. È uguale, ragazzi. Quindi, oh, qua per battezzare un bambino si prendono 50 euro, Anna Maria. Un matrimonio ci vuole 100 euro. Cioè, cioè qua immagina che un giorno fanno le comunioni, ci sta il giro delle comunioni, sai, non è che ne fanno una, ne fanno 20-30 bambini alla volta, immagina che ogni famiglia caccia 50 euro, per 30 bambini il prete ha incassato 1500 euro. E ha fatto il mensile, ragazzi. Ragazzi, vi giuro, se sapevo mi facevo prete pure io. Vedi, certe volte quando uno è bambino poi non le pensa queste cose. Mi fosse fatto breve di io. Ora dimostravo pieno di miliardi, sono convinto. Altro che youtuber. Ecco, se mi facevo prete, ragazzi, stavo pieno oggi, ma proprio pieno.
Vedi, la prossima vita, se ci sarà un'altra vita, divento prete, lo giuro. Poi arrivato a 30 anni, poi arrivato a 30 anni cambio, dico no, ci ho ripensato. E mi andranno all'inferno, no, no, Massimo, la prossima vita divento prete, ti giuro. Faccio fino a 30 anni e poi dico no, no, voglio diventare normale. Guarda, io l'ho letto un giorno su un sito, non mi ricordo quale, che una mistica aveva avuto delle visioni. Ma io non credo, diciamo, a queste cose, però la voglio dire giusto per dirla, tanto può essere una sciocchezza oppure verità, non lo so, perché comunque non si può credere davvero a tutto. Dice che questa mistica, che non mi ricordo il nome, aveva fatto un viaggio nell'inferno e nell'inverno niente meno aveva trovato il Papa buono, Papa Giovanni Wetioa. Quindi aveva trovato Giovanni Paolo all'inferno. Quindi, sai, sono rimasto un po' sconvolto. Dico, come mai Giovanni Paolo è all'inferno? Sa, leggevo questa storia, dice che aveva visto Giovanni Paolo all'inferno. Quindi pure Anna Maria la sa sta storia. Io l'ho letta così di sfuggita questa storia. E questa signora che era mistica era andata, la Madonna l'aveva portata lì a vedere l'inferno se era reale o no. E dice che lì addirittura aveva trovato Giovanni Paolo. Che Giovanni Paolo starebbe nell'inferno. Quando poi tu aspetti, oh, quello è un papa. Sì, sì, mi ricordo, sì, sì. Eh, sì, mi ricordo, Anna Maria, sì. E in effetti io sono rimasto un po', sa, perplesso, ho detto, boh, forse qua scrivono tanto per scrivere, è una storia. Sì, mi ricordo, Anna Maria, ciò caduto su quel ragazzo è morto, sì, dici tu. Però questa storia di questa mistica, sa, prima della santificazione, non mi perché giustamente non era santificata, perciò dici è caduto questa cosa. Quindi in effetti è stato come un avvertimento che non era, non doveva essere santificato, in effetti dici tu. Un segno che è all'inferno. Sì, in effetti questa storia della mistica io l'ho letta, però ho detto, bah, non lo so, può essere vero, non può essere vero, come questa. E in questo viaggio di questa persona all'inferno aveva visto questo Giovanni Paolo. Ho detto, ma quello è un papa, è stato pure santificato, sta all'inferno. Però, sai, il dubbio mi è rimasto, poi però ho detto, secondo me pure i papi sono i più peccatori. In effetti questa mistica, poi ho letto un'altra mistica, sempre russa, che diceva che tutti i papi stanno all'inferno. In effetti quello che hanno fatto l'inquisizione alle streghe, quelli che hanno fatto le crociate, tutti i papi di quelle epoche sono tutte all'inferno. Quindi in effetti quasi tutto il papato sta all'inferno come regola. Quindi in effetti era una mistica russa che aveva fatto questo viaggio visionario, diciamo, accompagnata dalla Madonna nell'inferno e aveva visto tutti i papi che avevano fatto l'inquisizione per le streghe, tutti, diciamo, i papi dal 1000, diciamo, fino al 1800-1900 sono rimasti. Sì, sì, quello là buono è andato in paradiso, l'unico, sì. Quello che è stato ucciso dopo 30 giorni, sì, è l'unico che si è salvato. Sì, sì, quel buono, quello è durato 30 giorni. Vabbè, ma là l'hanno fatto fuori loro, si sa, la storia non lo nega. Sì, sì, me lo ricordo quel papa, il papa buono, in effetti. Dopo 30 giorni perché voleva cambiare le regole. Voleva cambiare le regole e fu fatto fuori. In effetti non hanno fatto esitazione. Poi, non ride, Jasmine, no, per prima, non ridere.
Vabbè ragazzi, vi lascio come caffè un caffè, se no va a finire che caffè 5 mattina. 33 giorni, vabbè, è durata assai, come a Gesù, 33 anni. Mamma mia. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi. Mi vado a fare un bel caffettino e ci sentiamo più tardi con qualche altra notizia. Tanto vedete, alla fine partiamo con un argomento e finiamo sempre in un altro. Quindi al finale a volte si finisce col mangiare, a volte si finisce con la religione, a volte ma finisce sempre in un'altra maniera. Quindi partiamo da una cosa e finiamo dall'altra. Quindi a volte perciò la bella è proprio questa. Partiamo che dobbiamo parlare di mangiare e ci ritroviamo in un'altra cosa. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Un saluto a tutti. Ciao Anna Maria, ciao Jasmine, ciao a tutti.